troviamo a Vittorio Veneto presso la Casa di Spiritualità San Martino. Di fronte a me il vescovo Joachim della diocesi di Muinga in Burundi. Una diocesi famosa per quanto riguarda Vittorio Veneto perché in questa diocesi hanno operato dei nostri preti Fidei Donum che oggi si sono incontrati con lui. Innanzitutto, vescovo Joachim, qual è la situazione in Burundi? È una realtà nella quale c'è stata un'importante guerra civile. Che cosa si sta facendo oggi, anche come la Chiesa cerca di collaborare nel processo di pacificazione? Sì, oggi si sta lavorando molto sulla la riconciliazione per venire fuori dal ciclo cieco delle violenze che il nostro paese purtroppo ha conosciuto nel passato, soprattutto nell'anno 1972 e poi 1988 e per ultimo 1993. Quindi la riconciliazione è proprio il lavoro con cui stiamo ora nel quale siamo impegnati oggi, sia lo Stato che la Chiesa. Noi come Chiesa cerchiamo di dare il nostro contributo, soprattutto nella guarigione delle memorie, dei traumi che ci sono stati. Non possiamo molto, però già abbiamo iniziato, quindi cercando di creare spazi di dialogo nei quali le persone si possono aprire, confidare e farsi aiutare. Noi, ad esempio, come diocesi, abbiamo pensato di formare uno dei nostri preti in psicologia clinica con lo scopo di poter proprio aprire e far funzionare un centro di ascolto a fin di dare il nostro contributo nella guarigione delle memorie, perché ci sono tante ferite proprio oggi, ce ne rendiamo conto, perché anche lo Stato ha messo in piedi una commissione Verità e Riconciliazione che quindi aiuta la gente a parlare, ad aprirsi, e così ci rendiamo conto che ci sono tante ferite anche profonde. Ecco, quindi questo è il lavoro che stiamo cercando di portare avanti in questo momento come Chiesa. Per certi versi si può cogliere un legame, un parallelo con le commissioni Verità e Riconciliazione del Sudafrica in questi centri di ascolto che state realizzando e che sostenete anche come Chiesa. Sì, certamente, soprattutto a livello dello Stato, che il modello del Sudafrica ha ispirato ciò che lo Stato cerca di fare oggi in Burundi. A livello della Chiesa un po' meno, perché sì, anche se la denominazione Comitato Verità e Riconciliazione si ispira proprio a ciò che abbiamo letto e sentito in Sudafrica e oggi anche in Burundi, però lo scopo nostro è soprattutto di mettere in luce le testimonianze costruttive, positive, di persone che hanno saputo rifiutare di uccidere, che hanno nascosto i vicini, persone che proprio hanno dimostrato di non condividere l'odio e il risentimento che ha spinto alcuni ad uccidere. E quindi ecco, questo è molto importante per noi, sperando che queste testimonianze
incidano anche sulle coscienze e servano di preventivo, no, preventivo, per prevenire altre violenze nel futuro. Nella sua diocesi la presenza della diocesi di Vittorio Veneto è stata particolarmente significativa, è durata diversi anni, poi appunto a causa soprattutto della guerra civile i nostri preti Fidei Donum hanno in qualche modo come concluso la propria presenza. Che segno hanno lasciato i nostri sacerdoti e soprattutto questa presenza in qualche maniera ha lasciato la possibilità di una collaborazione, di una continuazione anche oggi di dialogo e di collaborazione appunto tra le due chiese. Sì, hanno lasciato un segno indelebile proprio, perché non solo nei termini di certe infrastrutture, la chiesa parrocchiale della località che si chiama Cuntega, dove erano, ma ci sono anche delle chiesette che hanno costruito nelle varie succursali che compongono la parrocchia di Cuntega. E messa a parte questo che è visibile, però hanno inciso soprattutto sulle coscienze delle persone. Ce ne sono che si sono convertite al cristianesimo grazie all'azione, al ministero, all'apostolato di questi sacerdoti mandatici dalla diocesi di Vittorio Veneto, e insieme a loro dei volontari laici che anche loro hanno seminato proprio la fede, magari dall'azione che hanno svolto nei dispensari, cioè dei centri di cure mediche che hanno costruito e che hanno fatto funzionare e che anche oggi rimangono e continuano la stessa azione, la stessa opera. E quindi per la gente di Intega parlare di Don Giuseppe Nadara, ad esempio, di Don Vittore De Rosso, subito si vede che le facce come dire, si illuminano, ecco, di gioia perché hanno ricordi bellissimi. Quindi ecco, e poi ci sono dei giovani anche tra i nostri sacerdoti che sono stati mandati a scuola e poi in seminario da questi sacerdoti, quindi ecco è un impatto che anche oggi si sente benissimo. Uno di questi dispensari è stato voluto proprio da Albino Luciani, se non sbaglio, uno dei dispensari presenti nella sua diocesi. È vero, è vero, è vero. Io non lo sapevo e proprio oggi sono venuta a sapere che era stato lui. Sapevo solo che aveva visitato la nostra diocesi e particolarmente la parrocchia San Giovanni Bosco di Intega, ma non sapevo che fosse stato lui a volere proprio la costruzione di questo dispensario. E quindi il dispensario tuttora funziona della diocesi e mi farò il piacere proprio di intitolarlo, di dedicarlo al beato Papa Giovanni Paolo I. Un'ultima domanda, come sta continuando la collaborazione tra le due diocesi? La collaborazione continua, anzitutto per le visite che ci facciamo, ma soprattutto per la formazione permanente del nostro clero. Riceviamo un appoggio della diocesi di Vittorio Veneto da anni e mi auguro che questo appoggio possa continuare perché è importante la formazione permanente del nostro clero. 2 volte all'anno una volta all'anno facciamo nel mese di gennaio
un ritiro spirituale tutti insieme in 2 gruppi, e poi al mese di maggio-giugno facciamo un corso di aggiornamento su un tema prescelto e che ci aiuta come dire, a rimanere giovani spiritualmente ma anche teologicamente, per poter svolgere meglio il nostro ministero di sacerdoti, di preti. Sì. E poi continua anche attraverso la relazione costante con il nostro centro missionario diocesano. Sì, certo, ci sono vari piccoli progetti che vengono presentati qui, anzitutto nel periodo natalizio e poi soprattutto durante la Quaresima, e che ricevono un appoggio finanziario dalla comunità cristiana della diocesi di Vittorio Veneto, e ciò ci consente di restaurare magari i presbiteri e anche le chiesette che abbiamo, e altre attività che possiamo fare di tipo formazione dei laici, formazione dei catechisti, e quindi è una collaborazione che a noi risulta molto importante e che ci auguriamo possa continuare. Grazie, buona permanenza ancora per alcuni giorni qui tra noi e buona pastorale nella sua diocesi. Grazie Vescovo Joachim. Grazie mille, Don Alexis.